Che cos'è accaduto, Francesco, 25 anni fa qui a Treviso? Sono nati i cuccioli e oggi siamo qui per festeggiare il loro compleanno. Siamo qui per festeggiare Olli, cilindro, portatile, diva, Pio e senza nome. Come? Ci sarà una mostra incredibile per i 25 anni dei cuccioli, questo cartone animato che però ha anche dei fumetti, una mostra bellissima. Siamo davvero orgogliosi che due realtà trevigiane ma internazionali come Treviso Comic Book Festival e Alcuni collaborano in sinergia per portare proprio sul territorio una mostra che partirà da Treviso e poi farà il giro dell'Italia e del mondo, vero Nicola? Assolutamente, la mostra verrà allestita a Treviso negli spazi bellissimi di Fondazione Benetton Studi Ricerche a Palazzo Bomben, a 2 passi dal Duomo, e sarà una mostra che prenderà tutti i 2 piani principali del palazzo, quindi per la prima volta riusciremo a portare una grandissima mostra totalmente per bambini e famiglie. Ci saranno un sacco di curiosità a partire dal lavoro dell'esaltazione del lavoro dell'animatore, ci saranno i disegni originali dei primi anni dei cuccioli, ci saranno gli storyboard e le tavole originarie che poi vengono animate, oltre a un angolo cinema per vedere tutta la produzione di questi 25 anni di cuccioli. 25 e 27 settembre Treviso Comic Book Festival, il primo annuncio, la mostra dei 25 anni dei cuccioli. C'è anche uno spettacolo teatrale proprio qui al Parco degli Alberi Parlanti il 10, l'11 e il 12 luglio alle ore 21, una festa serale per festeggiarli. Dal titolo Buon compleanno Cuccioli! Con Rai, che è partner di tutte queste cose di cui ho parlato, Rai Kids, ci sarà una nuovissima serie televisiva, Cuccioli. Il ritorno. Vi aspettiamo! E noi Ci vediamo da solo.